Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Stop al recupero del Beizian. La procura sequestra l'area dopo la morte di uno dei sub impegnati nelle operazioni del relitto affondato un anno fa. Quindicenni terribili, 2 giovanissimi seminavano il panico tra Menfi e Palermo con furti e rapine. Picchiato un uomo per derubarlo di pochi spiccioli. Devastazione ad alta quota, tagliati decine di alberi nel cuore del parco dell'Etna. Un imprenditore denuncia lo scempio del bosco. La riforma parte dalle periferie. A Palermo il ministro per la disabilità Locatelli parla di inclusione nelle zone con più alto rischio di emarginazione. Riapre la Scala dei Turchi, si potrà nuovamente accedere alla bellissima scogliera bianca rispettando però alcune condizioni. Calcio, il Palermo vince e conquista i play-off. I rosanero battono 2-0 il Frosinone grazie alla doppietta di Brunori. Il Catania attende il Pescara domani al Massimino. Toscano vuole lo stesso atteggiamento visto con il Potenza. Oggi pomeriggio si gioca al Franco Scoglio Messina-Foggia. Stop al recupero del Beizian sospeso dopo la morte di uno dei sub. La società incaricata delle operazioni conferma massima collaborazione con la procura. Vediamo il servizio. Stop al recupero. Il Beizian per ora resta in fondo al mare, a largo di Porticello. Dopo la morte del sub olandese avvenuta ieri, le operazioni si fermano. La procura di Termini Imerese ha disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto l'incidente che ha provocato il decesso dell'olandese di 39 anni, Rob Cornelis Maria Wiben, che stava lavorando per riportare a galla lo yacht del magnate inglese Mike Lynch, affondato nell'agosto dell'anno scorso. Nel naufragio morirono, oltre al Taikon, 6 persone. Nelle prossime ore la procura potrebbe disporre l'autopsia, una maledizione sembra. A distanza di 9 mesi dal naufragio del Beizian dunque si registra l'8ª vittima. Lo specialista era sceso con altri colleghi sommozzatori per effettuare il taglio del boma, operazione preliminare alla rimozione dell'albero da 75 metri che caratterizzava proprio il Beizian. Non essendo riusciti con le chiavi inglesi, i sub sono scesi con una sorta di fiamma ossidrica. Una volta tagliato, il boma sarebbe schizzato e un pezzo di metallo avrebbe colpito il sub olandese. Le immagini delle riprese si sono interrotte e sono stati avviati i soccorsi. Stiamo offrendo ogni piena collaborazione alle autorità e supporto alla squadra di recupero. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia, si legge in una nota della società TMC Marine che sta eseguendo il recupero del veliero. La nuova inchiesta farà slittare tutto, anche perché dovranno essere rivisti i protocolli di sicurezza adottati. In una ulteriore nota della TMC Marine si conferma che i lavori per il recupero del super yacht a largo della costa settentrionale della Sicilia sono stati temporaneamente sospesi. Questa pausa è necessaria per il completamento delle indagini, dice la società, e per consentire a tutti di piangere la tragica perdita di un sommozzatore di grande stima durante le operazioni subacquee di ieri, ha detto Marcus Cave, direttore di TMC Marine. La tragedia è stata avvertita da tutti i soggetti coinvolti in questo progetto e la priorità in questo momento è la famiglia del sommozzatore esperto, specializzato, che era molto amato e stimato da tutti i soggetti coinvolti nel progetto, aggiunge. Questa pausa nelle operazioni consentirà di completare le indagini, ci aiuterà anche ad elaborare il lutto e a riorganizzarci. Siamo profondamente addolorati. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone coinvolte. Le operazioni di recupero in mare comportano sempre un elemento di rischio. Chiediamo ai media di essere rispettosi dell'intero team e di concedere tempo sufficiente affinché le indagini procedano correttamente. Le operazioni di recupero del veliero erano cominciate con il distacco del boma. Un ingegnere navale ci spiega cos'è questa parte dell'attrezzatura di una nave e cosa può essere successo. Ascoltiamolo. Il boma è una parte integrante dell'attrezzatura velica. Praticamente è la trave orizzontale che è incernierata all'albero, che sostiene e tiene tesa la randa, cioè la vela principale della barca. Date le dimensioni della barca e soprattutto le dimensioni dell'albero, presumibilmente la barca è coricata sul fondo del nell'ipotesi appunto che sia un fondo piatto, e il boma
dovrebbe in condizioni normali essere posizionato verso il basso, sempre rimanendo incernierato all'albero. Per poter staccare l'albero e staccare il boma bisogna intervenire, tagliare dei cavi tessili, dei cavi metallici, però essendoci molte cime, molti cavi e in un fondo presumibilmente fangoso, potrebbe essersi impigliato in qualcuna di queste attrezzature. Ritengo che la profondità e quindi la scarsa visibilità non giochi certo a favore dell'intervento. Siamo alla cronaca, 2 quindicenni seminavano il terrore tra Menfi e Palermo con una serie di furti e rapine. Sentiamo Davide Sardo. 2 ragazzini di appena 15 anni, ma con un curriculum criminale da incubo. Sono accusati di aver seminato il panico tra Menfi, in provincia di Agrigento, e Palermo in meno di un mese, con una lunga scia di furti, rapine e violenze. I 2 palermitani avrebbero compiuto 5 tentati furti su auto, un colpo ad un'attività commerciale e persino una tentata rapina ad un passante a Menfi il 29 dicembre. Quest'ultimo fu aggredito brutalmente e finì col naso fratturato. Aveva addosso solo pochi spiccioli. Tutto documentato dalle telecamere di videosorveglianza. Uno dei 2 è accusato anche di 3 rapine tra Palermo e Menfi tra il 5 dicembre e il 4 gennaio, armato di bastoni in una farmacia, bottino 350 euro, e in un altro caso, con una pistola semiautomatica, avrebbe portato via 2.100 euro da un negozio. Lo stesso giorno tentò un altro colpo, fallito grazie alla reazione del titolare. L'amico risulta indagato per una rapina ad un fattorino Glovo avvenuta a giugno a Mondello. Anche lì violenza per soli 90 euro. I 2 minori sono ritenuti responsabili di reati sempre più gravi e con una crescente pericolosità sociale. La procura per i minorenni ha chiesto per entrambi il rinvio a giudizio, rischiano di finire a processo. Devastazione ad alta quota, tagliati decine di alberi nel cuore del Parco dell'Etna in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici. Un imprenditore denuncia lo scempio. Sentiamo Tonino De Mana. Il problema è che qui non ci hanno neanche avvertiti, sono entrati in una proprietà privata dove ci sono dei vincoli e hanno combinato il disastro. Dall'alto e dal basso, immagini ed inquadrature diverse per un unico scempio, avvenuto nel cuore del Parco dell'Etna, patrimonio dell'umanità, dove la natura andrebbe tutelata e non maltrattata. È qui che decine di alberi, querce, lecci e castagni sono stati inesorabilmente tagliati, mozzati al posto di essere potati in seguito a lavori di manutenzione alla rete elettrica. Siamo in territorio di Biancavilla, zona fiduciosa incontrata a Santa Chiara, ed intorno a quota 1000 sono visibili segni della devastazione che cammina lungo il percorso dei cavi elettrici. Non crede ai suoi occhi Enzo Signorelli, imprenditore, che minaccia denunce ed azioni legali. Le querce non si riprenderanno purtroppo, e quindi alcune hanno 50 e forse anche 60 anni di vita. Eppure siamo nel cuore del Parco dell'Etna, quindi qualcuno dovrebbe anche vigilare. Speriamo tanto che le autorità addette alla vigilanza, che hanno compiti di vigilanza, si muovono con noi, magari anche costituendosi parte civile. Un pool di 4 avvocati sta lavorando per risalire ai responsabili dello scempio. Nel frattempo incombe il rischio incendi, visto che i rami secchi abbandonati sul terreno facilitano gli inneschi. È ben più che un rischio, perché in realtà già l'anno scorso c'è stato un incendio, è andato a fuoco una porzione di bosco importante in una proprietà vicina, e per fortuna l'intervento delle squadre antincendio della forestale hanno rotto il nostro cancello, sono entrati e hanno salvato una parte di bosco, altrimenti non so dove poteva arrivare. Il dramma di Signorelli riguarda numerosi privati. Per questo motivo presto potrebbe partire una class action. All'ospedale civico di Palermo arrivano i carabinieri dei NAS su disposizione del Ministero della Salute. La decisione dopo le denunce di malasanità nel reparto di chirurgia toracica da parte del medico Francesco Caronia. Gli investigatori sentiranno il deputato regionale Ismaele Lavardera, che ha raccolto per primo la testimonianza del medico che ha sollevato il caso, e alcune registrazioni realizzate dallo stesso professionista, che è già stato ricevuto dall'assessora alla sanità Faraone.
A Catania, scarafaggi tra gli scaffali e nei contenitori della farina, sporcizia ovunque, alimenti non tracciati e gravi criticità di sicurezza. È lo sconsolante risultato di un controllo della polizia in un panificio di via Umberto in pieno centro storico. Gli accertamenti sono nati dalle segnalazioni di alcuni cittadini. Al titolare del panificio sono state contestate varie sanzioni per oltre 20.000 euro, tra l'altro per la mancanza di igiene, per la presenza di un'impiegata in nero e per il cattivo stato di manutenzione delle attrezzature e dell'impianto elettrico. A Palermo la visita del ministro alla disabilità Alessandra Locatelli. La riforma, ha detto, parte dalle periferie. Sentiamo Orazio Longo. Disabilità e inclusione a partire dalle periferie. Nella prospettiva di riforma della legislazione sulla disabilità c'è anche la Sicilia, i quartieri poveri, le zone con più alto rischio di emarginazione. Lo dice il ministro alla disabilità Alessandra Locatelli durante la sua visita a Palermo. Sono contenta quando trovo le amministrazioni che investono sulle persone e soprattutto sul mondo delle associazioni, sugli enti del terzo settore, guardando le potenzialità e non i limiti che ci sono in ognuno. E questa è anche la prospettiva che noi portiamo avanti con la riforma per la disabilità e tra l'altro è anche un po' la base di quel progetto sulle periferie inclusive che coinvolge anche Palermo. Una riforma storica, l'aveva già definita altrove Locatelli, a segnare il passaggio dall'assistenzialismo alla valorizzazione della persona con disabilità, superando le rigidità burocratiche con la piena implementazione dei principi ONU. Superiamo le frammentazioni tra la parte sanitaria e sociale e semplifichiamo, anche sburocratizziamo il percorso, soprattutto per quanto riguarda l'invalidità civile, dove da 7 commissioni ne riduciamo a una, dove da 7 certificati ne vogliamo uno solo, la persona è una e non possono esserci sempre troppe complicazioni. Il cuore della riforma, ha spiegato Locatelli, è il progetto di vita con una presa in carico completa e integrata della persona con disabilità. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare fra l'altro della riapertura della Scala dei Turchi. Adesso è ufficiale, l'acqua a Messina è potabile. Dopo mesi di polemiche arriva la certificazione. Francesco Triolo. L'ASP ha detto sì, l'acqua di Messina è ufficialmente potabile. Dopo 8 mesi arriva il giudizio di idoneità sulla potabilità dell'acqua proveniente dai 3 pozzi di Mili, che era stata immessa nell'acquedotto nel periodo di maggiore emergenza per la crisi idrica siciliana. Il sindaco ha quindi revocato l'ordinanza che ne consigliava l'utilizzo solo a scopi igienico-sanitari. L'ispezione effettuata dai tecnici dell'ASP ha confermato la piena efficacia degli interventi messi in atto da AMAM in questi mesi, che quindi garantiscono la qualità dell'acqua, isolandola in maniera sicura da ogni possibile contaminazione di natura fognaria o esterna. Ma sono stati mesi di polemiche. Il sindaco Basile, che si era preso la responsabilità di aprire i pozzi, ha ricordato le speculazioni e le allusioni, a volte neanche troppo velate, ha scritto, sulla possibilità di aver messo a rischio la salute dei cittadini. Oggi, accusa il sindaco, dovrebbero vergognarsi, arrossire e chiedere scusa tutti quelli che hanno alimentato in città timori infondati. Prima dell'autorizzazione ci sono stati ben 3 sopralluoghi da parte dell'ASP. I pozzi infatti sorgono in un'area dove esistono fogne e strade, quindi occorreva necessariamente isolare la rete. Riapre la bellissima Scala dei Turchi, ma a precise condizioni proprio per tutelare la scogliera. Una nuova svolta per la Scala dei Turchi. Dopo la chiusura disposta lo scorso aprile per ragioni di sicurezza pubblica, il commissario straordinario del comune di Realmonte, Carmelo Burgio, ha firmato una ordinanza che riapre l'accesso al celebre promontorio, ma con precise condizioni: ingressi contingentati, biglietto a pagamento ed una gestione affidata tramite convenzione alla Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il dietrofront, solo apparente, arriva dopo una serie di riunioni e valutazioni tecniche seguite a formali richieste di chiarimento inoltrate all'autorità di bacino. Proprio quest'ultima ha fornito una nuova stima del livello di pericolosità dell'area, aprendo di fatto la strada ad un parziale allentamento delle misure restrittive. Nella nuova ordinanza Burgio motiva punto per punto la scelta, ribadendo l'intenzione di coniugare la tutela dell'incolumità pubblica con la valorizzazione turistica di uno dei luoghi più iconici della Sicilia. Resteranno comunque attivi sistemi di controllo, monitoraggio e l'accesso sarà regolato per evitare sovraffollamenti e rischi.
Dunque la Scala dei Turchi riapre ma cambia volto, da luogo libero e spontaneo a sito regolamentato, con tutte le implicazioni del caso. Una scelta che farà discutere, ma che nelle intenzioni punta a garantire sicurezza, decoro e sostenibilità. Nel corso di questo telegiornale vi abbiamo dato notizia dell'invio dei carabinieri del Nasta all'ospedale civico di Palermo, proprio una delle vicende di mala sanità che sarà al centro della trasmissione Il Punto, in onda oggi dopo il TG. Con noi c'è Luca Ciliberti. Ciao Lorena, grazie. Il caso del civico, ma non solo, tra l'altro una notizia appunto che sarà sentito anche Ismaele Lavardera dagli ispettori del Ministero, Ismaele Lavardera che sarà con noi proprio all'interno della trasmissione del Punto, quello che ha sollevato il caso insieme al medico Caronia. Dicevo, non solo la questione del civico, ma abbiamo anche altre storie che raccontano presunti casi, noi siamo sempre il condizionale, di mala sanità. Qualcuno è arrivato anche ovviamente all'epilogo della sua vicenda giudiziaria. Parleremo della piccola Chloe, 11 mesi, morta nell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania nel 2017, una vicenda che arriverà a giudizio proprio a giorni. Parleremo del caso, di un caso a Ragusa, un uomo di 39 anni morto per cause misteriose. Per capire come è morto servirà l'autopsia. Il cadavere però è in cella, pensa, da 60 giorni in una cella frigorifera, in attesa ancora di questa benedetta autopsia. Tanti casi, ovviamente ci saranno tanti ospiti, l'onorevole Ciancitto che fa parte della Commissione Sanità Nazionale proprio al Parlamento, c'è Valentina Chinnici del Partito Democratico, poi Renato Costa che è un sindacalista della CGIL, ex commissario Covid. Insomma, tanti esperti da più punti di vista analizzeranno queste situazioni, quindi all'appuntamento subito dopo il TG, non mancate con Il Punto. Grazie a Luca Ciliberti. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con una ampia e ricca pagina sportiva. Siamo al calcio, il Palermo vince e conquista aritmeticamente il play-off. Rosanero battono 2-0 il Frosinone grazie ad una doppietta di Brunori. Marco Gullà. Il Palermo batte il Frosinone 2-0 grazie alla doppietta di Brunori, torna alla vittoria e conquista matematicamente l'accesso ai playoff. Al Barbera, nonostante la contestazione dei tifosi rosanero, il Palermo sfodera una prestazione pratica e intelligente, annichilisce il Frosinone e grazie a questi 3 punti avrà la certezza di giocare i playoff. Siciliani settimi ma ancora speranzosi di poter agganciare il 6° posto che in questo momento è occupato dal Catanzaro, ieri vittorioso fuori casa contro il Sassuolo. Tutto è possibile a 90 minuti dalla fine. Il Palermo martedì contro la Carrarese al Barbera dovrà quindi vincere e sperare di avere buone notizie da Mantova, dove il Catanzaro sarà impegnato. Tornando al match di ieri, il Palermo ha fatto il suo nonostante fischi e malumori dei tifosi. La gara, dopo alcuni minuti di equilibrio, si sblocca al 30°, Brunori a giro e palla in rete e 1-0. Ripresa, il Palermo parte sgommando e sigla la rete del 2-0 di Francesco per Gomez, assist per Brunori che non sbaglia, raddoppia la formazione di Dionisi. Clima surreale al Barbera, nonostante il doppio vantaggio dei rosanero. Ciociari che hanno al 67° la grande occasione per riaprirla, ma Audero è bravo su Pecorino e salva lo score. Frosinone poi in rete, ma il VAR interviene e annulla la rete della speranza per i laziali. I ritmi scendono, il Frosinone fa il possibile per rientrare in gara, ma il Palermo riesce a gestire il doppio vantaggio e a portare a casa 3 punti importanti. In questo momento, ai playoff, il Palermo giocherebbe a Catanzaro e per passare il turno avrebbe un solo risultato da conseguire su 3, ovvero la vittoria. Ma ci sono ancora 90 minuti per ribaltare tutto e sperare nel 6° posto che garantirebbe di giocare in casa. Il Catania attende il Pescara domani al Massimino. Toscana vuole vedere lo stesso atteggiamento visto con il Potenza. Marco Carli. Catania-Pescara, al di là dell'importanza della sfida primo turno della fase nazionale dei playoff e della storicità di un match che vale un'altra categoria. È comunque una tappa del cammino, quello che il Catania ha saputo riprendere grazie a Dini e proseguire con ulteriore convinzione grazie a Inglese e Dalmonte, premiata ditta che a Potenza non sarà certo ricordata al meglio, visto che ha deciso con gol e assist l'ultima di stagione regolare e la partita dei playoff. Una partita in cui si è visto un altro passo che può servire nel cammino, un Catania capace di comandare il match. Abbiamo un obiettivo di arrivare fino in fondo, lì devi incontrare tutti se vuoi arrivare fino in fondo. Quindi oggi può essere anche un vantaggio, perché sei in crescendo, perché poi chi entra prima
c'è il carico le ammonizioni, le diffide, gli infortuni, è meglio adesso. Sappiamo che è un avversario di qualità. Intanto, come era risaputo, divieto di vendita ai tifosi residenti in Abruzzo. Lo stesso avverrà al ritorno per i supporter etnei che vivono in Sicilia. Tornando al campo, il tecnico rosazzurro per la sfida con Baldini sa di poter contare su una squadra che ha dato garanzie, anche chi è partito dalla panchina. L'unica cosa che cambia è che rispetto a una partita secca di 90 minuti diventa una partita secca di 180, dove l'intervallo non è di 15 minuti ma è di 3 giorni, ma deve iniziare a spingere già dal primo minuto della prima partita. Catania-Pescara sarà seguita come sempre da Telecolor, collegamenti dal Massimino, commenti da studio durante il match e a fine gara le interviste in anteprima. E oggi pomeriggio a Francoscoglio si gioca Messina-Foggia. Sentiamo Sergio Colosi. Messina-Foggia vale un posto in Serie C e forse anche altro. La sfida di oggi al Francoscoglio apre il doppio appuntamento del play-out, il ritorno sabato prossimo allo Zaccheria. I giallorossi per salvarsi devono vincere almeno una delle due partite. Il doppio pareggio premierebbe i pugliesi in virtù del piazzamento migliore. In palio la terza serie, ma anche la sopravvivenza delle due società, abbandonate dalle rispettive proprietà. Si gioca quindi per evitare la retrocessione e il possibile fallimento, perché difficilmente Messina e Foggia, club indebitati, troverebbero validi acquirenti in D. Peloritani senza Gianfi e Ingrosso, unica novità di formazione Averi a sinistra, ospiti privi degli squalificati De Lucia, vice di Perina tra i pali e Camigliano al centro della difesa. Fattore campo inesistente nelle due gare di quest'anno, 3-0 per i rossoneri in Sicilia e 1-2 per il Messina in Puglia. Ex della partita è Mausso, Zunno e Salines da una parte, Garofalo e Domenico Roma dall'altra. Sold out il Francoscoglio, trasferta vietata ai tifosi foggiani, sarà così tra una settimana anche per i messinesi. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al punto condotto da Luca Ciliberti dedicato a casi di mala sanità. Grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.